tendenza di Commisso, che era quello di essere profondamente radicato nella sua borghesia trevigiana, e questo istinto ineliminabile di dover fuggire e scappare. Per un caso leggo il titolo Intanto corro. È una corsa di fuga o è una corsa energetica, per troppa energia? Vabbè, il titolo mi interessava per due motivi: per un avverbio quanto mai provvisorio, come intanto, e poi come un'ambivalenza, che ormai sta molto a cuore l'ambivalenza dei nostri sentimenti, che la nostra cultura, la nostra mente tende sempre a mal giudicare, no? Una cosa o è giusta o è sbagliata, o è destra o è sinistra, invece non è vero. Il nostro cuore sa che le due cose ci sono sempre insieme e che siamo molto più ondivaghi e molto più incontrollabili di quello che il nostro cervello ci racconta. E per me la corsa, per esempio, aveva questa doppia valenza: la corsa come fuga, la corsa come affanno, la corsa come fatica, come stress, no? Tutti noi ci raccontiamo che non basta mai, non ce la facciamo, dobbiamo correre. In realtà poi c'è l'altra faccia della medaglia, che è la pura respirazione, il puro abbandono. È come quando nuoti per 45 minuti nella respirazione costante, lì sai che entri in un'altra dimensione, che è proprio quella dimensione forse che ci manca sempre, la dimensione del non giudizio, la dimensione del non controllo, la dimensione della non discriminazione mentale, oltre che razzistica. È quello che mi interessava molto. Infatti il libro finisce con una corsa infinita, il protagonista dice: corro all'infinito solamente, cioè non ho altro. E forse la vita era lì, no? Era non avere altro che un infinito, e vivere un infinito, saper vivere un infinito. Allora in questo senso c'erano tutte e due le cose. Poi se vuoi posso dire una cosa su Commisso, non è rilevante. visto che no, sarebbe una castrazione non sentirla, per cui pure avendo studiato da bambino un po', non tanto Commisso, ma questa città, so che appunto è una città che ha messo in fuga sempre tutte le sue anime più forti, più evidenti, no? Arturo Martini, Gino Rossi, Giovanni Commisso, eccetera. L'elenco è lungo, non cito i viventi o i morenti. Tutto qui. Una riflessione, visto che voi avete fatto una cosa che si chiama Treviso allo specchio, dico, una riflessione sul fatto di come mai questa città spinga, a volte a calci nel culo, i suoi artisti fuori dalle mura. Forse è una riflessione per voi, dico, non lo so, io non vivo nelle mura, non so più. Magari è un incompreso atto d'amore per la consapevolezza che staranno sicuramente nelle altrove con questa città. Sei lungimirante. No, è interessante naturalmente il discorso che tu facevi prima sulla lingua e sul linguaggio come... Aperta parentesi, erano tutti omosessuali quelli che ho citato, chiusa parentesi. Ah, tu dici che ci sia una specie di nevrosi nascoste di paure. La lingua come unico luogo in cui riconoscersi. Noi con questa manifestazione abbiamo voluto anche riflettere sulla questione dell'identità e dell'identità culturale e ovviamente è emerso il tema della lingua. Che dell'identità in che senso? Di Treviso? No, l'identità culturale, cioè indipendentemente dalla città in cui andrò, ma che cosa allora perché io continuo a rimanere inquietato dal titolo di questo il titolo di Treviso, di questi racconti, di questi incontri. Volentieri. Quando dici identità, di che identità stiamo parlando? Degli italiani, dell'identità personale, di come si riesce a formare quindi un'identità. Verso un soggetto. Sì, tu parlavi prima della questione della lingua, quindi che è l'unica, dicevi non sono patriottico, la cosa che mi piace del fatto che sono italiano, anche se non sono italiano, è proprio la lingua. Quanto quindi gioca la lingua nella capacità di dire io sono questo, nel senso o che cosa serve o come si costruisce una persona la propria identità, visto che nessuno nasce qualcosa, ma si diventa qualcuno, no? Naturalmente. Quindi quali sono i
termini principali di questa costruzione di identità. Il linguaggio è una serie di buchi neri di cui abbiamo scarsissima consapevolezza. In realtà forse tutto il percorso è rendersi conto che non ci siamo mai detti le cose fondamentali, che non abbiamo forse più le parole per dire. Ma il fatto che 20-30 anni fa ci fossero gli strutturalisti, ci fosse tutto un filone di indagine su questo, che era addirittura la critica letteraria, cioè la critica letteraria basava il suo giudizio sulle opere a seconda del grado o meno di consapevolezza che aveva l'autore dei buchi neri del linguaggio. Oggi questo viene bypassato totalmente, per cui possono esserci fenomeni letterari a cui assistiamo di best sellering proprio perché non c'è più dibattito su questo e un ragazzino è costretto a pensare che davvero sta comprendendo la storia d'amore tra i due sedicenni che gli viene venduta come letteratura. A me questo è un disastro, ma io ne sorrido e non voglio essere greve. Dico però che non avere consapevolezza del fatto che il nostro linguaggio è una serie di mancate coincidenze rispetto alle nostre pulsioni più profonde, non avere la minima consapevolezza di questo e pensare veramente che io sto dicendo qualcosa e pensare veramente che voi state capendo quello che sto dicendo. È il fruttimento su cui si basa tutto il potere, per cui si può dire popolo della libertà quando di libertà non ne concede neanche una, no? Ma nessuno più ragiona su questa cosa, cioè sul fatto che la parola non dice più nulla, ci hanno rubato tutto. Avere almeno la consapevolezza di questo, aperta parentesi, se qualcuno compra vuol dire che noi abbiamo venduto, per cui noi siamo corresponsabili della vendita dei significati delle parole. Però sta di fatto che qualcuno le ha comprate le parole, no? E non sto parlando di una persona, sto parlando proprio di un percorso lungo, lunghissimo, che ha a che fare proprio con lo svilimento intero e fare finta appunto che non ci sia più il problema del linguaggio e che davvero il blog o l'SMS stia dicendo qualcosa. Aver accettato questo vuol dire aver perso, semplicemente. Allora uno scrittore deve avere la consapevolezza di questo. Se non c'è dentro questo un libro, probabilmente non è un libro. E se non c'hai questo dentro quando parli con le persone, stai anche tu vendendo fumo, stai anche tu giocando a qualcosa che non ha più nessun valore. Stiamo sulla superficie, e va bene, divertiamoci con la superficie, però poi non lamentiamoci.